Professore, lei oggi ha paragonato la nostra esistenza ad un funambolo che rischia di cadere. Siamo bravi equilibristi o dobbiamo fare attenzione? L'atleta, il funambolo che riesce a camminare sulla corda è perché si è molto esercitato ed è prudente, attento e affronta la corda sapendo quello che sta facendo. Se noi riusciamo a condividere a livello sociale le cose fondamentali che caratterizzano il problema climatico, mettendo in evidenza i problemi ma anche le potenziali soluzioni, e lavoriamo assieme per raggiungere questo obiettivo che non può che essere raggiunto come comunità, come società nel suo complesso. Ecco, se noi facciamo questo si può arrivare a un risultato. Se noi perdiamo invece la bussola, ci limitiamo a discutere delle cose, facciamo degli avanti e degli indietro, cercando di ingannare la natura come se pensassimo che le cose non stanno accadendo, allora cadremo dal filo. E chiaramente il mio augurio, il mio auspicio è che, come si fa qui in questo territorio, lo sforzo di capire i problemi e di intervenire di conseguenza, che si fa da livello molto piccolo a livello molto grande, dei singoli individui alle organizzazioni di gestione a livello comunale, a livello provinciale, regionale e così via, tutti assieme si potrà arrivare a un discorso che porti delle soluzioni, ma dobbiamo attivarsi presto e sentire l'urgenza della problematica, perché le cose stanno accadendo sotto i nostri occhi. Ecco, una delle soluzioni potrebbe essere quella di fare dei campi fotovoltaici, le diceva non nei campi dove sono coltivati, perché potrebbe essere dannoso per i proprietari, ma nelle fabbriche abbandonate oppure nei parcheggi. È una cosa che possiamo realizzare. Ma, come citavo prima, gli spazi certificati abbandonati di tipo industriale nel nostro paese superano di gran lunga la totalità della superficie di cui avremo bisogno con il solare per fornire l'energia necessaria. Ma ci sono tante altre iniziative. Le Ferrovie dello Stato stanno usando le parti vicino ai binari per coprirli di fotovoltaico. In Svizzera stanno mettendo il fotovoltaico fra le rotaie dei treni e in questo modo pensano di fare un 20-30% della produzione energetica del paese. Pensiamo agli aeroporti, pensiamo a quante strutture esistono in cui lo spazio è usato per nulla, perché non c'è motivo di usarlo, e potrebbero essere invece trasformati in centrali elettriche fotovoltaiche. Quindi la fantasia, sapendo quanta energia che arriva, la fantasia, la tecnologia, l'iniziativa possono portare delle bellissime sorprese. Ecco, lei oggi ha lanciato anche un messaggio di speranza, si può tornare indietro. Noi l'abbiamo inserita questa CO2, noi socialmente parlando chiaramente, nell'atmosfera nell'ultimo paio di secoli, e il ritmo a cui la inseriamo oggi è molto più alto del passato, quindi possiamo dire addirittura nell'ultimo secolo principalmente. E la CO2 come si immette si può togliere, però sono processi industriali, quindi di grande scala. E quindi solo con una industria organizzata opportunamente, contando sul fatto che l'energia ormai non costa più nulla, questo è un punto fondamentale, col fotovoltaico, con l'eolico e in parte con l'idroelettrico, l'energia sta avendo dei costi bassissimi. Allora, quando uno ha energia a costi molto bassi, può permettersi anche di usare questa energia per fare questa cosa apparentemente inutile, ma fondamentale, di riportare il valore della CO2 piano piano verso quello che era preindustriale. Altrimenti, se non lo facciamo, non basta arrivare all'equilibrio che si punta a 2050-2060, zero ingresso-uscita, pari, che si equilibrino, ma avremo in quella fase uno spostamento della CO2 rispetto a oggi ancora più elevato e un disordine climatico grave che si estenderà per secoli. Quindi dobbiamo far fronte che il danno che ci troveremo a pagare dopo il 2050-2060, se non facciamo in qualche modo marcia indietro, potrebbe essere altissimo. E dobbiamo pensarci adesso, 20 anni prima, e non realizzarlo fra 30 anni.